2 anni senza attività e la licenza dell'edicola di Santa Maria Formosa è scaduta. Una vicenda complessa per cui Licia Dalbon si trova oggi non solo senza l'introito della vendita, ma anche con a carico i costi di abbattimento. Attorno a lei e all'edicola però sta crescendo un movimento di residenti che sabato mattina manifesterà per chiedere al comune un epilogo diverso della vicenda. Mi piacerebbe tantissimo, come avevo chiesto fin dall'inizio, che ci fosse un erede, anche 2, perché qua ci sta benissimo una coppia di persone. Si può venire tranquillamente alle 7 di mattina e servire la popolazione e stare qui a godersi quel poco di Venezia ancora di buono che c'è. Ci sono attività che finiscono con ricoprire un ruolo più ampio di quello per cui erano nate. Per anni, ad esempio, Licia Dalbon non ha semplicemente gestito un'edicola a Santa Maria Formosa, ma un punto di riferimento per la comunità. Penso che era un posto veramente era e potrebbe essere di nuovo un posto di aggregazione, di comunità. Abbiamo fatto su firme per tantissime cose qui. Diciamo che c'è ancora la vecchia Venezia qui. Attorno a questa edicola oggi ci sono 4 alberghi, ci sono bed and breakfast e affittanze turistiche, ma c'è anche una comunità viva e la sua storia. La chiesa che si iniziò a costruire nell'anno della scoperta dell'America, la casa di Leone Graziani, triumviro con Daniele Manin durante la rivoluzione anti-austriaca del 1848, e quella di Sebastiano Venier, futuro doge e tra i protagonisti della vittoria di Lepanto del 1571. Se questa edicola invece diventasse qualcosa, sopravvivesse, ma vendendo altro? Allora, una casba no, assolutamente, perché anch'io quando io avevo l'edicola sono sempre stata un'edicola pura, semplice, quotidiani, libri, riviste, tutto ciò che può essere attorno all'editoria, ma altre cose no, servizi magari sì alla popolazione, anche biglietti alle Laguna, biglietti CTV, ma niente di estremo